Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Palermo, bimba di 4 anni muore in ospedale per difterite, non era stata vaccinata per volere dei genitori. Il direttore del civico: abbiamo fatto di tutto per salvarla. Ricoverato anche il cuginetto della piccola, ma non è grave. Violenza di gruppo su 2 minorenni a Campobasso, arrestato a Trapani un 18enne, aveva lasciato il Molise per raggiungere la Sicilia. Furto al museo di Messina, sono stati trasferiti ad altre sedi i custodi, rischiano il licenziamento. La donna che ha trovato i capolavori di Antonello da Messina abbandonati: non credevo ai miei occhi, ho chiamato il 112. A Troina, nell'Ennese, l'incendio di una serie di terreni incolti ha lambito alcune abitazioni, fiamme innescate in diversi punti. 400 kg di droga per un valore al dettaglio di 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo. A Ragusa un uomo è stato fermato con quasi 13 kg di hashish. Una spiaggia dove si balla, Marina di Ragusa, il Vertical San Marturro, sul palco la musica di Giorgio Prezioso e l'intrattenimento di Rudy Zerbi. Calcio, il Catania in amichevole batte 5-0 la formazione Primavera. Per il mercato il nuovo acquisto è il giovane centrocampista Di Marco. Serie B, mi sono innamorato subito del progetto del Palermo. Gabriel Strefezza si presenta così ai tifosi rosanero. Bentrovati. A Palermo una bimba di 4 anni è morta in ospedale per difterite. La piccola, per volere dei genitori, non era stata vaccinata contro il batterio. Ricoverato ma in condizioni non gravi anche un suo cuginetto. Sentiamo Angelo Gagliano. La piccola è morta per insufficienza multiorgano, ma il progressivo aggravamento delle sue condizioni, secondo i sanitari, è stato provocato dal batterio della difterite. La piccola palermitana dello Zen non era stata immunizzata subito dopo la nascita per volere dei genitori, nonostante l'obbligatorietà in Italia del vaccino contro questa malattia, debellata nel nostro paese ormai da 10 anni. A certificare se a provocare il decesso della piccola sia stata la difterite saranno i risultati sui campioni inviati all'Istituto Superiore di Sanità. I medici del Di Cristina hanno fatto di tutto per salvarle la vita. La diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia in bambini autoctoni. Sono state messe in opera tutte le possibili terapie, dall'ECMO al siero antidifterico, alla terapia endovena, alle terapie intensive più spinte. Abbiamo cercato anche attraverso l'emodialisi un particolare filtro che serve proprio per assorbire le tossine. Abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla, ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta, una bambina di 4 anni e mezzo. All'ospedale dei bambini è ricoverato anche un cuginetto della piccola che presenta gli stessi sintomi, ma non è in gravi condizioni, anche perché avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazione. La bimba inoltre ha 3 fratelli che l'ASP di Palermo, di concerto con l'ospedale civico, ha provveduto a vaccinare. Un calvario iniziato giovedì della scorsa settimana con l'arrivo al pronto soccorso del cervello, seguito dal ritorno a casa con una diagnosi di tonsillite. La febbre alta e il peggioramento delle condizioni 2 giorni dopo ha reso necessario un nuovo ricovero, stavolta nella terapia intensiva dell'ospedale dei bambini. Sulla vicenda la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e sequestrato la salma, disposto anche l'autopsia che sarà effettuata nell'istituto di medicina legale del Policlinico. La stessa procura ha anche delegato i carabinieri per l'acquisizione delle cartelle cliniche e ricostruire l'accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Violenza sessuale su 2 minorenni a Campobasso. I carabinieri hanno arrestato un 18enne egiziano che aveva nel frattempo raggiunto la città di Trapani. Ora il ragazzo si trova nel carcere Pietro Cerulli. Laura Spanò. Si trova rinchiuso nel carcere Pietro Cerulli di Trapani il 18enne di nazionalità egiziana accusato della violenza sessuale di gruppo su 2 ragazzi minorenni avvenuta in pieno centro a Campobasso lo scorso 30 luglio. A eseguire il provvedimento del GIP del capoluogo molisano su richiesta della procura, i carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e della sezione operativa della compagnia di Trapani. Le indagini sull'episodio erano state avviate subito dopo la denuncia presentata dalle mamme delle 2 vittime, che avevano fornito una descrizione dei 2 autori dell'aggressione. Attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e dopo aver ascoltato le vittime e alcuni testimoni, gli investigatori dell'Arma hanno raccolto una serie di indizi che hanno portato al 18enne, ora in carcere, scoprendo che lo stesso si era allontanato dal Molise per raggiungere la città di Trapani. Nel frattempo è stato anche individuato e fermato l'altro giovane coinvolto nell'aggressione. Si tratta di un connazionale minorenne nei cui confronti procede la procura del Tribunale per i minori.
I 4 custodi del Museo di Messina sono stati trasferiti ad altri sedi in attesa di un eventuale provvedimento disciplinare. Intanto gli investigatori incrociano dati, orari e testimonianze per ricostruire il clamoroso furto di capolavori di Antonello da Messina. Luca Ciliberti. I 4 custodi che erano in servizio al Museo regionale di Messina la sera del furto delle opere di Antonello da Messina sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali. I 4, 2 impiegate regionali e 2 ASU, sono già stati interrogati dai magistrati e per ora sono in ferie, ma non rientreranno al lavoro nel museo. Nei loro confronti sarà aperto un procedimento disciplinare che può portare anche al licenziamento non appena il Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana riceverà la relazione della direttrice del museo, Marisa Mercurio. Le indagini proseguono e gli inquirenti sono concentrati proprio sul ruolo dei custodi e su quello di un possibile basista. La loro attività di quella sera è centrale per ricostruire la clamorosa rapina. C'è un buco nero di 15 minuti nel film del colpo di Ferragosto. Le telecamere interne alle 20:47 avrebbero ripreso i ladri mentre distruggevano la teca che custodiva una delle 6 opere rubate. 2 verranno abbandonate poco dopo. Alle 21:02 nella sala operativa del numero unico per le emergenze arriva questa telefonata di una cittadina che contatta il 112 per avvisare che 2 tavole erano poggiate su un marciapiede laterale all'ingresso del museo. Polizia Messina, operatore 102, qual è l'emergenza? Salve, senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda, a fianco al museo, ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiati qua, momentaneamente. Dopo 10 minuti la volante è già sul posto. Sono stati gli stessi agenti ad avvisare i custodi che all'interno del museo era stato perpetrato un furto. Eppure l'allarme ha funzionato e sembra che sia scattato quando sono stati forzati gli ingressi, ma non è stato subito disattivato da qualcuno. Ha funzionato anche l'impianto di videosorveglianza. Sembra poi che le grate divelte, ipotizzate inizialmente come via d'uscita, erano state danneggiate da tempo. Gli investigatori stanno analizzando tutte le possibili vie di fuga dei ladri e lavorano per risalire all'identità dei responsabili. Secondo quanto trapelato, i rapinatori avrebbero lasciato diverse tracce. Il procuratore di Messina, Antonio D'Amato, non si sente di escludere alcuna pista. Le opere di Antonello da Messina rubate nei giorni scorsi hanno una sorta di impronta scientifica che consentirebbe di riconoscerne l'autenticità nel caso venissero ritrovate, così come attesta il CNR, perché nel 2018 le opere trafugate al museo sono state oggetto di una campagna di documentazione diagnostica completa che può fornire una sorta di impronta diagnostica delle tavole, quindi l'importante è però ritrovarle. Quello che ha effettuato una signora, un ritrovamento nel buio della notte, quello delle opere di Antonello da Messina. A notarli per prima è stata Elisabetta Bonfato, che chiama il 112 e resta sul posto fino all'arrivo delle forze dell'ordine. L'abbiamo sentita con Ilaria Mangano. Sera di Ferragosto, mentre rincasavo con la mia famiglia nei pressi del museo di Messina, versante via l'Annunziata, appoggiati appena ad una ringhiera ho notato i dipinti di Antonello da Messina. Non riuscivo a credere ai miei occhi. È stata lei a capire che qualcosa non andava e a chiamare per primo il 112, una telefonata che ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Mi sono resa conto della grandezza delle opere che stavo osservando e circondata dal buio e da totale silenzio ho sgranato allora gli occhi per osservare anche l'ambiente circostante, però non c'era nessuno. All'inizio ha pensato di essersi sbagliata. Elisabetta però non si è limitata a dare l'allarme, ha scelto di restare lì, accanto ai dipinti, ad aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine. Era veramente in quel momento responsabile e quindi ho trascorso il mio Ferragosto con questi 2 grandi capolavori artistici. Ho sentito il dovere morale di custodirli, soprattutto per le future generazioni e per l'amore che nutro per la mia terra, i miei concittadini e la nostra cultura. Cambiamo argomento. Un vasto incendio ha interessato oggi le campagne a Valle di Troina, nell'Ennese. Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni rurali e raggiunto la statale 575, mentre in via precauzionale è stata messa in preallerta anche la struttura sanitaria dell'Oasi. Per domare il rogo, spento nel tardo pomeriggio, è stato necessario l'intervento di 3 elicotteri. Sulle cause sono in corso accertamenti. Salvo Calaciura.
Un incendio è divampato oggi poco prima di mezzogiorno nelle contrade Liso e Sant'Antonio a valle dell'abitato di Troina nell'Ennese a ridosso della SS 575 Troina Catania. Fiamme alte, una densa colonna di fumo visibile a distanza e il fuoco che arriva fino alla strada statale. Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti. In fumo diversi ettari di terreno tra sterpaglie e arbusti. Il fronte delle fiamme, alimentato dalla vegetazione secca, ha lambito alcune abitazioni rurali messe in sicurezza grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile e della forestale. Il rogo ha raggiunto anche la strada statale con fumo e fiamme che hanno reso difficoltosa la circolazione. Per contenere l'avanzata dell'incendio è stato necessario inoltre l'intervento dall'alto di ben 3 elicotteri. La situazione ha fatto scattare anche le misure precauzionali. La struttura sanitaria dell'Irxioasi, d'intesa con vigili del fuoco e protezione civile, è stata messa in preallerta, pronta ad attivare le procedure necessarie in caso di un eventuale avvicinamento del fronte dell'incendio. Le fiamme hanno inoltre interessato tralicci e linee elettriche presenti nella zona. Sul posto anche carabinieri e polizia per garantire la sicurezza e supportare le operazioni. L'incendio è stato domato nel tardo pomeriggio. Alla borgata Santa Lucia, nel centro di Siracusa, ancora emergenza sicurezza tra risse, droga e prostituzione. I residenti stanchi e impauriti invocano più controlli che in realtà sono già stati intensificati, ma per chi vive nel quartiere questo non basta. Intanto ieri un uomo è stato fermato mentre passeggiava impugnando un coltello. Francesco Aloi. Dall'abbandono dei rifiuti, risse, ubriachi, persone discutibili, gente che urina per strada, di tutto, spazzatura che troviamo sui gradini. Camminata spavalda in mezzo alla strada con un coltello a serramanico bene in vista. Potrebbe essere questa la fotografia di quello che si vive alla borgata Santa Lucia, secondo centro storico di Siracusa. Ero al bar con un collega, abbiamo immediatamente chiamato il 112, la cui questura ha fatto intervenire le volanti che hanno provveduto a bloccarlo e a disarmarlo. Chiunque qui denuncia quello che si ripete ogni giorno al calar del sole, non solo. Molti però hanno paura di ritorsioni, per questo c'è chi preferisce parlare a microfoni spenti o senza farsi riprendere in volto, ma c'è anche chi non ha alcuna paura e ci mette la faccia. Non si può uscire, le mamme non portano più i bambini neanche in piazza a giocare, le risse, gli immigrati, gli ubriachi, non c'è più sicurezza come una volta. Una volta, io a 50 anni che sto qui, si stava molto meglio. Negli ultimi mesi le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli. Alcuni giorni fa il questore ha disposto la chiusura di un locale per 2 settimane. Qui, come dicono molti residenti, si veniva per bere alcolici e tra un bicchiere e l'altro scoppiavano risse. Ma tutto questo sembra non bastare. La percezione di sicurezza resta bassa. Lui sta rischiando di perdere la licenza per colpa di queste persone. A Catania, dopo 3 mesi di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro, è morto Matteo Patti, il 16enne investito a Canalicchio all'incrocio tra le vie Nuova Lucello e Caboto. L'incidente lo scorso 14 maggio, l'uomo è stato travolto da un'auto pirata mentre era in sella al suo scooter. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini video acquisite, l'auto coinvolta nell'incidente è stata individuata e sequestrata. Gli accertamenti investigativi e giudiziari proseguono. Adesso una breve pausa, a tra poco. $400 kg di droga per un valore al dettaglio di 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo, mentre a Ragusa un uomo è stato fermato con quasi 13 kg di hashish. Luca Ciliberti. Tra Partinico e Punta Raisi, nel Palermitano, la Guardia di Finanza ha sequestrato 400 kg di infiorescenze di marijuana. Il valore della vendita al dettaglio della merce sequestrata ammonta a circa 2 milioni di euro. Sono state fermate 2 persone destinatarie di spedizioni dall'estero, risultati rappresentanti legali delle ditte operanti nel settore della coltivazione legale di canapa. L'importazione, la lavorazione, la detenzione, l'invio e la spedizione di prodotti costituiti da infiorescenze non è più consentita indipendentemente dal livello di principio attivo contenuto all'interno.
A Ragusa, poi, sulla strada statale 514, le fiamme gialle hanno arrestato un uomo di Comiso dopo che nella sua autovettura sono stati rinvenuti 12 kg e 800 grammi di hashish. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le successive attività investigative sono state rinvenute anche 2 pistole e 500 munizioni nella disponibilità del padre del soggetto fermato, che è stato deferito per detenzione abusiva di armi. Rallenta il flusso lavico dell'Etna. Secondo l'aggiornamento dell'osservatorio Etneo dell'INGV, la colata che fuoriesce dalla bocca di quota 1900 metri è poco alimentata e avanza lentamente. Il fronte si trova a circa 1500 metri di quota nella valle del Bove. Durante il sopralluogo di questa mattina non è stata osservata attività esplosiva al cratere Voragine. Anche il tremore vulcanico ha mostrato un graduale calo, mantenendosi su livelli medio-bassi. Intanto, nuova scossa di terremoto stamattina a Lingua Glossa, dopo quello di Ferragosto collegata all'eruzione. Nessun danno a persone e cose. A Marina di Ragusa la spiaggia si trasforma in una pista da ballo per il Vertical Summer Tour con Radio DJ. Sul palco la musica di Giorgio Prezioso e l'intrattenimento di Rudy Zerbi. Veronica Barbarino. 15.000 persone, la spiaggia trasformata in una gigantesca pista da ballo in una notte di musica che ha fatto cantare e saltare intere generazioni. Marina di Ragusa ha vissuto per 2 giorni l'energia del Vertical Summer Tour con Radio DJ. Festa, musica e intrattenimento, e a far esplodere il night party è stato Giorgio Prezioso, che ha trascinato il pubblico in un viaggio tra i grandi successi remixati degli anni 90-2000. Che hanno ballato tutte le hit degli anni non solo 90, anche 2000, quindi un'epoca molto bella, che anche i giovani adesso apprezzano perché i genitori gliel'hanno tramandata. E sul palco anche Rudy Zerbi, protagonista tra musica, giochi, premi e animazione. Un momento d'estate pieno di voglia di divertirsi, con i piedi sulla sabbia davanti al mare. Adesso ancora una breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio, 5-0 del Catania nell'amichevole di Mister Bianco contro la formazione Primavera. Per quanto riguarda il mercato è ufficiale, adesso il giovane centrocampista Di Marco è nella compagine del club rossazzurro. Sentiamo Sergio Colossi. Tommaso Di Marco, 23 anni, è un nuovo rinforzo a centrocampo del Catania. Di proprietà del Torino, dove è cresciuto calcisticamente, ha giocato la scorsa stagione in Serie C a Ravenna, totalizzando 24 presenze, 3 gol e 2 assist. Trattativa conclusa a titolo temporaneo con diritto di opzione. Di Marco ha disputato anche 58 gare nella Virtus Francavilla e 7 con 2 reti nella Feralpi Salò, 4 incontri in B nella Juve Stabia. A Dini è interessato il Guidonia, a Di Gennaro il Casarano, che ha offerto un contratto biennale. Intoccabile Cicciarelli, potrebbe andare via Gimenez. A Pescara si è trasferito l'ex rossazzurro d'Ausilio. Test con la Primavera per il Catania in vista del debutto in campionato in programma domenica al Massimino contro l'Inter Under 23 dalle 17:30 su Telecolor, 3 ore live con diretta stadio. Al Valentino Mazzola di Mister Bianco, dove i rossazzurri lavorano in questi giorni, è finita 5-0 con gol di Liguori, tornato a Catania dopo una precedente esperienza nel 2019 del capitano Cicciarelli su rigore e Pagliai nel primo tempo. Nella ripresa a segno Catania e Amendola. Innamorato del progetto Palermo, Gabriele Strefezza è stato presentato ufficialmente nella giornata di oggi. L'attaccante spera di recuperare la forma il prima possibile per dare il contributo alla causa rosanero. Per quanto riguarda le condizioni fisiche di Joronen non ci sono buone notizie, l'infortunio è serio, si tratta di una lussazione alla spalla destra. Marco Gullà.
Mi sono innamorato subito del progetto del Palermo. Gabriel Strefezza si presenta così ai suoi nuovi tifosi, raccontando le sensazioni dei primi giorni in rosanero e spiegando quanto sia stata forte la sua convinzione di accettare la proposta del club. La presentazione oggi al centro sportivo di Torretta. Mi hanno fatto vedere il progetto che c'era e mi sono innamorato subito. Dopo conoscevo già la piazza, no? I tifosi, la storia di questo club, e quindi quando mi hanno chiamato volevo venire subito perché ho tanta voglia di fare bene, di aiutare la squadra, e penso che era il momento giusto per fare questo progetto in questo momento della mia carriera. Strefezza mette benzina nel motore, però non è certo che domenica contro la Juve Stabia possa partire dal primo minuto. È stato un'estate un po' particolare perché ero praticamente fuori rosa all'Olympiakos e quindi mi allenavo da solo, no? Quindi è stato un po' particolare, però sto mettendo i minuti nelle gambe, mi sto allenando al massimo per prendere il 100% delle forme e penso che tra qualche giorno, qualche settimana sono 100%. Yes, Joronen intanto è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lussazione della spalla destra, un infortunio che costringerà il finlandese a fermarsi per diverso tempo. Probabilmente il direttore sportivo Carlo Osti dovrà accelerare per arrivare a Perin o Semper. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.